Nell'ambito della campagna di comunicazione, informazione alla popolazione e formazione sui corretti comportamenti, grande attenzione la dedichiamo alle scuole, ai ragazzi degli istituti superiori, ma anche degli istituti di scuola media, comprensivi, cosiddetti. Perché? Ma perché sono più sensibili dei grandi, degli anziani a queste tematiche e possono anche portare a una moltiplicazione degli effetti che trasmettono le loro conoscenze in famiglia, norme da tenere durante il terremoto. Per questo facciamo diverse campagne di comunicazione, una di queste è Pronta all'azione, che prevede anche, oltre alla formazione dei cittadini, oltre alla visione del villaggio della protezione civile, anche delle attività direttamente presso le scuole per coinvolgere i cittadini con i nostri operatori, per coinvolgere i ragazzi, gli studenti, ed è proprio sensibilizzazione sui rischi. Riteniamo appunto che questo sia molto importante anche perché questi ragazzi potrebbero essere anche i volontari del domani. Ripeto, a noi interessa moltissimo aumentare il volontariato, aumento con il quale noi conseguiamo due effetti. Uno, riduciamo la massa delle persone che è esposta a rischio, perché da persona esposta a rischio diventa persona, diciamo, invece che si difende dal rischio, e due, invece aumentiamo le persone che sono capaci di aiutare le altre durante i rischi, quindi una moltiplicazione degli effetti che a mio avviso è positiva.